noi abbiamo due versioni. Quello che è successo fra il sindaco Gianni Precoma e il signor Giuseppe Caris lo sanno loro, perché erano presenti, però nei video che io vedo c'è Gianni Precoma che chiaramente è visibilmente colpito al naso, ha preso un cazzotto. Giuseppe Caris che si assume le proprie responsabilità perché racconta che ha sbagliato, che ha tirato una caffettiera su questa macchina, però racconta anche di un'aggressione che lui ha subito. Sicuramente ha sbagliato a reagire in quel modo, però a un certo punto è anche una questione di legittima difesa. A parlare il presidente dell'Associazione Nazionale Rom Marcello Zuinisi, dopo aver sentito la versione dei tre nomadi che hanno aggredito e picchiato il sindaco Gianni Precoma. Non solo, ma addirittura loro stessi potrebbero presentare una denuncia. La famiglia Sinti sta valutando di sporgere denuncia, mi raccontavano che probabilmente c'è anche un testimone che passava da lì, però lo stanno cercando. Io dico questo, cioè io non ero lì presente ai fatti, ci sono due persone che raccontano due storie diverse di uno scontro che sicuramente è avvenuto, perché questo scontro è avvenuto. Il presidente, che comunque in una nota dice: biasimiamo fortemente e in modo categorico l'aggressione al sindaco di Carano San Marco, ha invitato il primo cittadino ad un incontro anche con la presenza del ministro Salvini e del governatore Zaia. Intanto, per il sindaco questo è il primo giorno sotto scorta, controllato dalle forze dell'ordine nel timore possano esserci ritorsioni o altri atti violenti. Ma lui sembra abbastanza tranquillo e ci ripete che non ha paura, ma attende che la legge faccia il suo corso. Sono molto tranquillo, non cambia niente, anche perché non vedo nessuno attorno che mi pressi o mi faccia qualche... io sono felice per loro se mi stanno controllando, tanto mi fa piacere che appunto se magari c'è qualche malintenzionato di quelli che mi hanno aggredito che hanno intenzione di ritornare su di me, ma sono tranquillo, non ho problemi. Su una questione Precoma è chiaro e categorico: se dovessero tornare. Sono già in accordo con appunto quei comandanti dei Carabinieri, sia di Treviso che mi ha dato la sua disponibilità e anche quello di Montebelluna, li chiamerò e andremo a fare lo sgombro assieme, io non ho paura, ci andrò ancora assieme a loro a fare lo sgombro, piuttosto di andare da solo come ho fatto sabato, visti i risultati, ci andrò assieme alle forze dell'ordine.